Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di quelli che hanno sbagliato canale. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del Marietto Veneziano e nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ogni lunedì sera Ildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. I link sono sotto in descrizione e se volete lasciare un bel like o un bel commento, il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo di queste persone che sono un po' infatuate dai vari social dove trovano guru che promettono mari e monti di ogni cosa, che camminano sull'acqua, fanno miracoli, parlano con tutti gli angeli di questo mondo e canalizzano a destra e a sinistra, fanno magia di tutte queste sulla carta, poi gli chiede il numero dello zio del telefono e non lo sanno, però per il resto conoscono Dio come le loro tasche, no? E vengono e trovano il Marietto, il legale, e chiedono delle garanzie su dei lavori. Prima di tutto il vostro Marietto non ha mai dato garanzie. L'unica garanzia che si può dare è che un vero mago operativo di alta magia lavora nel massimo dei rispetti delle regole e quindi farà il lavoro in modo eccepibile. Chiaramente ci vogliono i suoi tempi, ci sono persone ad esempio che hanno acquistato il ciondolo, ma ci vogliono i suoi tempi di realizzazione, non si può dare un ciondolo o un talismano, un amuleto al volo, bisogna proprio fare dei tempi di lavorazione. Quindi fra viaggio e lavorazione, quando uno mi ordina un oggetto di questo valore, bisogna calcolare minimo 2 mesi. Invece per quanto riguarda le operazioni di alta magia operativa e ad esempio riunioni di matrimoni o protezioni di matrimoni o avvicinamenti, lì il lavoro può essere fatto, si può vedere teoricamente col pendolino, con le carte e qualche spiraglio, però come quando uno va da un avvocato, da un dottore, non c'è mai la sicurezza al 100% che l'operazione venga fatta bene o che la causa venga vinta. Cioè si propone di lavorare nel massimo del rispetto delle norme e delle regole, però è chiaro che soprattutto nella magia ci sono delle energie concorrenti che magari in quel momento lì non si conoscono. Anche perché quello che il cliente che da un mago operativo magari si è dimenticato molte cose che sono successe nel passato. Quindi è vero che con le sibille si può vedere qualcosa, col pendolino si può vedere molto, però ci sono sempre delle variabili che non si possono prevedere in quel momento lì, si possono capire chiaramente durante il cammino. Quindi una garanzia del lavoro è impossibile darla, si può dare la garanzia sul fatto che il lavoro venga fatto a regola d'arte e ci sono sicuramente, se tutto va bene, dei risultati ottimi, no? Ottimi. Poi ve l'ho spiegato, dipende dal karma, dipende dalle vibrazioni del Bovis e quant'altro. Però cosa succede? Ci sono alcuni che contattano o il Legarda o anche Marietto che pensano di parlare con Bingo Bongo e non hanno capito che questa è una cosa seria e ci vuole rispetto, perché per fare un bravo mago ci vogliono 10 notai e una ventina di chirurghi, capito? Cioè non è che un mago scende e può parlare con dei cialtroni che non hanno capito bene che cos'è la magia. Oggi siamo sul web proprio perché sta arrivando un determinato periodo triste, pesante, e quelli che si aggregano al Marietto Veneziano e il De Gargan avranno dei benefici in quel periodo lì. Non è che possiamo aprire le porte a tutti quelli che offendono, a quelli che non hanno ben capito cos'è la magia, a quelli che pensano che quelle cose che il decano Marietto Veneziano siano baggianate o scrivono in modo volgare. Quelle persone lì non sono per noi, sono per il basso astrale, sono persone che un giorno quando a un certo punto suonerà l'ora, capiranno che la ricreazione è finita e devono tornare in classe e fare i compitini a basso astrale. Quindi cari amici, rispetto quando contattate sia il Degana che il Manetto Veneziano, perché c'è sempre il Dante che fa le buche vicino al cimitero. Bene cari amici, il vostro Marietto vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui e vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale del Garda e al canale del vostro Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!